La Regione rilancia la candidatura delle colline del Prosecco a patrimonio UNESCO. UNESCO? A che punto siamo? Noi siamo a un punto, nel senso che stiamo seguendo la pratica, stiamo facendo degli aggiustamenti, stanno lavorando alacremente, come si dice, i nostri tecnici, ci sono rapporti costanti, direi quasi quotidiani con ICOMOS e questo ci fa ben sperare. Il nostro obiettivo è quello di andare ad Astana in Kazakistan e portare a casa ovviamente il riconoscimento UNESCO. Una possibilità più che concreta, secondo il presidente Zaia, giovedì scorso a Valdobbiadene. E proprio parlando alla platea di cittadini e imprenditori li ha quasi provocati, sferzandoli perché non si trovino impreparati a questo appuntamento. Arriverà l'UNESCO, poi non venitemi a dire tra qualche anno se ci sarò, non venitemi a dire ma se lo sapevo, vuol dire che adesso dovete cominciare a investire, restaurare anche la sola camera che avete, cominciare a capire cos'è Airbnb, cominciare a capire che cos'è tutto il business del turismo, gli operatori, i motori di ricerca, perché quando arriverà questo riconoscimento, io spero che arrivi quest'anno, quando arriverà il mondo intero avrà un riflettore puntato sulle colline del Prosecco e tutti diranno beh andiamo a vederle e se non trovano ospitalità diranno sì Zebeo ma è impossibile andarci e non venite sempre a dire poi che è colpa del pubblico. Che almeno a Valdobbiadene qualcosa l'abbiano già compreso lo dimostrano le richieste arrivate in municipio. Noi abbiamo avuto la fortuna tra il 2015, 16 e 17 di avere un più 16, più 17% di presenze turistiche ogni anno e i valdobbiadenesi si stanno muovendo. Negli ultimi 3 anni abbiamo avuto una crescita di ricettività turistico-alberghiera. Noi abbiamo un movimento di pratiche edilizie che è paragonabile ai comuni del Trevigiano che hanno quasi 40.000 abitanti. Abbiamo un grande movimento di recupero degli edifici e di questo devo esserne orgoglioso e fiero. Ringrazio i valdobbiadenesi che non chiedono di costruire il nuovo ma vogliono recuperare le borgate, le case in pietra.